Il viadotto è insostituibile e questo il dato emerso nel corso della conferenza stampa tenuta nei locali dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento sul Ponte Morandi. La demolizione sia ultima ratio perché il territorio, secondo gli ingegneri agrigentini, non può permettersi di perdere il viadotto Morandi. Questo ordine, si legge in un comunicato diffuso dagli ingegneri della provincia di Agrigento, sente il dovere morale e civico di ribadire sotto il profilo squisitamente tecnico che ad oggi il viadotto Acragas è insostituibile. Per gli ingegneri di Agrigento il viadotto crollato a Genova e quello agrigentino hanno in comune unicamente il genio dell'ingegnere Riccardo Morandi. L'ipotesi di demolizione del viadotto di Agrigento, sostengono i tecnici e lo hanno ribadito con forza nel corso della conferenza stampa, non ci sembra sia fondata su basi razionali. L'Ordine degli Ingegneri di Agrigento consiglia alla politica di fermarsi a riflettere. Sia chiaro, ribadiscono i professionisti agrigentini, che gli ingegneri non sono contrari alla demolizione del viadotto se le condizioni di sicurezza non potranno essere garantite, ma ad oggi non vi è alcuno studio che vada in questa direzione. Insomma, sull'emozione di Genova ad Agrigento la questione viadotto Morandi riesce a creare solo confusione. Il futuro del ponte Morandi di Agrigento visto dagli ingegneri. Ci sono delle falsità, leggevo poco fa in un comunicato che voi avete emanato, ma si parlava, tutto parte da Genova, dalla tragedia di Genova, ma qui si parla di impatto ambientale. Qual è la verità? Dobbiamo valutare principalmente un'analisi benefici-costi sulla validità di un'infrastruttura. Questa è la cosa basilare oggi. Allora, il viadotto Morandi permette di collegare parte della viabilità urbana, perché ci permette di collegare la parte dello Stadio del Seneto con la via Dante o con la via Mera, ci permette di collegare i quartieri satellitari di Monserrato e Villa Seta, ci permette di collegare alcuni comuni vicinori come Porto Empedocle e Realmonte, ma ci permette una viabilità su ruote ai fini commerciali in generale, con tutta la parte occidentale della provincia e con la parte occidentale della Sicilia. Facile da un punto di vista emozionale parlare di demolizione immediatamente. Questo non può essere fatto oggi. Noi dobbiamo ragionare e con ratio e con estrema ratio, valutare e decidere cosa va fatto di un'infrastruttura importante, sia da un punto di vista storico, perché ha i suoi 50 anni, da un punto di vista, scusatemi il termine, artistico, perché quella è un'opera d'arte, fatta da secondo me e secondo qualche altro mio collega, il più grande ingegnere progettista di ponti, viadotti e infrastrutture che abbiamo avuto in Italia nel secolo scorso. Ecco, il 7 qui ad Agrigento ci sarà un vertice con l'ANAS soprattutto, quindi la vostra posizione sarà, diciamo, messa sul tavolo con forza? Allora, senza nessuna polemica, noi non siamo stati invitati al vertice perché è un vertice prettamente politico e comunque legato a chi deve predisporre il progetto, chi deve approvarlo e quindi sono gli organi competenti. Noi siamo l'Ordine Ingegneri e in quanto tali noi siamo per una demolizione di qualsiasi infrastruttura e in particolare oggi che si parla del Ponte Morandi, contrari alla demolizione.